problema desa sanidade nugoresa postos in claru da esos associos e da esos comitaos provinciales de esos cittadinos in occasione de sa mesa convocada apposta mercuri 5 de maio, sono stato argomento desa dubbio de custu manzano in prefettura. Su prefetto Giancarlo Dionisi ha consegnato su documento all'assessore regionale desa sanidade Carlo Doria. In prefettura bivini vinza sor dirigente sanitario de su Nugoro, su Piscamo de Nugore della Nusemus e Nor Antonello Mura, su commissario straordinario desa provincia Costantino Tidu e su sindico Andrea Soddu. Sos temas oramai sischini e si discutene de tempur meda, ma non parete chi si podan isorbere in presse. Desa medichina generale accusa territoriale, sar mancanza de su comparto in su Nugoro caionan la negazione desa scura armescamente in sos territorios plus perifericos. Chindunu finanziamento de 4 milioni di euro è andato addennanti su progetto Marte Italiano, approvato dai PACU del Ministero dell'Università e desa Chirca, che viene impinnato su distretto aerospaziale desa Sardegna, capofile e responsabile scientifico, su Università de Castello, su Centro Italiano de Chircas Aerospaziale, sa Società de Consortile Laboratorios Aerospaziales, Ali SPA e LED Tech. Su progetto presentato in Roma, in sa sede desa Sozio Desimprenta, obiettivo di studiare una missione interplanetaria pro che tramudare a Marte un macchinario pro produrre manufattos impreanne materias primar marzianas, destinato a azzudare sas colonie armenidoras in su pianeta Ruiu. I sinteri desa fase 1 sa missione affinza s'obiettivo deva che rendere canto prus possibile impreu de sistema de lancio italianos e europeos che a su lanciatore Vega in collaudu de bindicannos in susarto de Quirri in Sardegna. Professor Giacomo Cao, amministratore unico de CRS Battoro e presidente del distretto aerospaziale della Sardegna, ha sottolineato che in sa fase 2 hanno studiato su trasferimento interplanetario, in sa fase 3 stata fa che si studio del sistema e sa Battoro esprevidi un modulo pro fa che sa manovra di entrate falade su pianeta Ruiu Marte. La Commissione europea ha inviato una lettera all'assessore regionale della programmazione Giuseppe Vasolino per inzalare il ritardo della regione Sardegna in sa programmazione dei fondos europeos. Procussus os parlamentare Francesca Ghirra di Alleanza Verdi Sinistra e Silvio Lai del Partito Democratico hanno depositato un'interrogazione. Sos parlamentare sardo sottolineano che in sa lettera inviata a sa regione sa direzione della politica regionale si inzala che in meser di ritardo in sa nomina del comitato di sorveglianza che si depiat istituire entro su 22 di gennaio, fatto che impedi s'avvio del programma 2021-2027 sa rendicontazione delle attività del fattas in su 2023 spuru. Lei e Ghirra denunziano puru che in pericolo per finza sudinare del su PNRR, caso Centro Regionale de Programmazione è sta autorità de gestione per il su programma Next Generation EU e de su Just Transition Fund de Susulcis. In prussos parlamentare sun pensando de vacchere una inzalazione a sa Corte de sos Contos pro su danno a sa amministrazione regionale, a sor beneficiarios públicos, comunes e provincias e a sor cittadinos. Modernos e sicuros e a su chentu prochente elétricos. Casteddu muda punnanda sa mobilidade alternative a sa rivoluzione verde comporande, grazie a un finanziamento de su PNRR de su valore de 8 milioni di euro, chentu 57 postalino novos che intro berano de su 2026 san annanghere a sa flotta attuale de 48 mezzos elettricos. In sa conferenza pros imprenta vatta a Custumanzano pro presentare questa rivoluzione nova pro sa mobilidade pubblica, hanno sottolineato che l'obiettivo è di arrivare entro il 2026 a 80 procentu de mezzos elétricos. Mobilidade alternativa affortiada peri dai sos abbonamentos annuales pros impreu de sos mezzos CTM a 30 euro. Su viaggio comincia su 19 de Natale del 1973, in un decreto firmato dal su prefetto de Tando Riccardo Boccia, che ha permesso a sos autistas de sos postalinos desa ditta privata Pugioni, in sciopero de meser, di entrare a s'azienda pubblica ATP, azienda regionale trasporto de Nugoro, in pesso una schia.
Un viaggio che si chiede in 20 anni che so spostalinos, sono goresero lor mutinigai so spostale schiva che nesa linea urbana. Sa cerimonia pro vestare so schimbantano la navata costumanzano in sa sede des ATP des a Terramala, presente sas autoridades civili e militares e religiosas de su territorio. Un'occasione pro aumentare su cammino vato des ATP che oggi est un consorzio pro su 75% desa provincia e pro su 25% de su comune de Nugoro. In principio fini duo so spostalinos e 2 linea oggi s'azienda conta tra 30 mezzos e 9 lineas e da traballo a 70 persone chi in un bilancio in attivo. Crasa a tammaniare una diede vesta pro sul cittadinos o chi a poter visitare sa sede des ATP. Si chiede sos concertos in supra des ormezzos e andare chi in so spostale desa cultura a visitare su museo etnografico, sa domo de Grazia Deledda e su sito nuragico de Noddule.